Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Domenica scorsa è stata aperta la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano, e si è aperta una Porta della Misericordia nella cattedrale di ogni diocesi del mondo, anche nei santuari e nelle chiese che i vescovi hanno detto di farlo. Il Giubileo è in tutto il mondo, non soltanto a Roma. Ho desiderato che questo segno della Porta Santa fosse presente in ogni chiesa particolare, perché il Giubileo della Misericordia possa diventare un'esperienza condivisa da ogni persona. L'anno santo in questo modo ha preso il via in tutta la Chiesa e viene celebrato in ogni diocesi come a Roma. Anche la prima Porta Santa è stata aperta proprio nel cuore dell'Africa. E Roma ecco è il segno visibile della comunione universale. Possa questa comunione ecclesiale diventare sempre più intensa, perché la Chiesa sia nel mondo il segno vivo dell'amore e della misericordia del Padre. Cioè che la Chiesa sia segno vivo di amore e misericordia. Anche la data dell'8 dicembre ha voluto sottolineare questa esigenza, collegando a 50 anni di distanza l'inizio del Giubileo con la conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. In effetti il Concilio ha contemplato e presentato la Chiesa alla luce del mistero della comunione, sparsa in tutto il mondo e articolata in tante chiese particolari, è però sempre e solo l'unica Chiesa di Gesù Cristo, quella che Lui ha voluto e per la quale ha offerto se stesso, la Chiesa una che vive della comunione stessa di Dio. Questo mistero di comunione che rende la Chiesa segno dell'amore del Padre cresce e matura nel nostro cuore quando l'amore che riconosciamo nella croce di Cristo e in cui ci immergiamo ci fa amare come noi stessi siamo amati da Lui. Si tratta di un amore senza fine, che ha il volto del perdono e della misericordia. Ma però il perdono e la misericordia non devono rimanere belle parole, ma realizzarsi nella vita quotidiana. Amare e perdonare sono il segno concreto e visibile che la fede ha trasformato i nostri cuori e ci consente di esprimere in noi la vita stessa di Dio. Amare e perdonare come Dio ama e perdona. Questo è un programma di vita che non può conoscere interruzioni o eccezioni, ma ci spinge ad andare sempre oltre senza mai stancarci, con la certezza di essere sostenuti dalla presenza paterna di Dio. Questo grande segno della vita cristiana si trasforma poi in tanti altri segni che sono caratteristici del Giubileo
Penso a quanti attraverseranno una delle porte sante, che in questo anno sono vere porte della misericordia. Porte della misericordia. La porta indica Gesù stesso, che ha detto: io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Attraversare la porta santa è il segno della nostra fiducia nel Signore Gesù, che non è venuto per giudicare ma per salvare. State attenti, che non ci siano qualcuno un po' svelto o troppo furbo che vi dica che si deve pagare. No, la salvezza non si paga, la salvezza non si compra. La porta è Gesù e Gesù è gratis. E la porta, lui stesso abbiamo sentito che parla di quelli che fanno entrare non come si deve, e semplicemente dice che sono ladri e briganti. Ora state attenti, la salvezza è gratis. Attraversare la porta santa è segno di una vera conversione del nostro cuore. Quando attraversiamo quella porta è bene ricordare che dobbiamo tenere spalancata anche la porta del nostro cuore. Io sto davanti alla porta santa e chiedo: Signore, aiutami a spalancare la porta del mio cuore. Non avrebbe molta efficacia l'anno santo se la porta del nostro cuore non lasciasse passare Cristo, che ci spinge ad andare verso le altre, per portare Lui e il suo amore. Dunque, come la porta santa rimane aperta perché è il segno dell'accoglienza che Dio stesso ci riserva, così anche la nostra porta, quella del cuore, sia sempre spalancata per non escludere nessuno, neppure quello o quella che mi dà fastidio, nessuno. Un segno importante del Giubileo è anche la confessione. Accostarsi al sacramento con il quale veniamo riconciliati con Dio equivale a fare esperienza diretta della sua misericordia e trovare il Padre, chi perdona. Dio perdona tutto. Dio ci comprende anche nei nostri limiti. Ci comprende anche nelle nostre contraddizioni. Non solo, Egli con il suo amore ci dice che proprio quando riconosciamo i nostri peccati ci è ancora più vicino e ci sprona a guardare avanti. Dice di più, che quando riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono, c'è festa nel cielo. Gesù fa festa. E questa è la sua misericordia. Non scoraggiarci. Avanti, avanti con questo. Quante volte mi sono sentito dire: Padre, non riesco a perdonare. Il vicino, il compagno di lavoro, la vicina, la suocera, la cognata, ma tutti abbiamo sentito questo. Non riesco a perdonare. Ma come si può chiedere a Dio di perdonare noi se poi noi non siamo capaci di perdono? E perdonare è una cosa grande pure.
Non è facile perdonare perché il nostro cuore è povero e con le sue sole forze non ce la può fare. Se però ci apriamo ad accogliere la misericordia di Dio per noi, a nostra volta diventiamo capaci di perdono. E anche tante volte io ho sentito dire: ma a quella persona io non la potevo vedere, la odiavo. Ma un giorno mi sono avvicinato al Signore, ho chiesto perdono dei miei peccati e anche ho perdonato quella persona. Queste sono cose di tutti i giorni e abbiamo vicino a noi questa possibilità. Pertanto coraggio, viviamo il Giubileo iniziando con questi segni che comportano una grande forza di amore. Il Signore ci accompagnerà per condurci a fare esperienza di altri segni importanti nella nostra vita. Coraggio e avanti!